C'erano soprattutto loro alla cerimonia di questa mattina in Piazza dei Signori a Treviso. Sono gli ultimi sopravvissuti al bombardamento del 7 aprile. Bambini di ieri, oggi tutti over 90, ma con ancora il ricordo vivo e impresso nella memoria di quel venerdì santo di morte e devastazione. 15 anni e ero qua sotto, qua. Lavoravo in via Risorgimento. Come su una piccola fonderia. Il rifugio antiaereo dov'era allora? No, rifugi era Drio e il SIL che sono andati da fuori insieme con altri che ero qua perché sono a casa dopo una settimana dopo il bombardamento e a portare fuori i morti da Drio, l'ospedale, il vecchio qua. A mia famiglia, mi abitavo a Santa Maria Erore, a mia famiglia credeva che fosse morto. La mia casa è stata bombardata, mio papà aveva costruito un rifugio da vicino. Quando è venuta la bomba la mia casa si è aperta così, ma proprio un fumo nero e davanti al giardino, all'uscita della casa c'era questo buco e mio papà urlava: Tosatti, tieni su coi spae i travi del rifugio che sei putei. Eravamo 6 bambini piccoli e 70 persone dentro il rifugio e tutta sta gente silenziosissima è scesa sul buco davanti alla mia casa e ci siamo avviati verso San Lazzaro perché era in quella zona là. A San Lazzaro c'era la nonna che ci ha ridato i vestitini perché io, quando sono estratta dal rifugio, ero come quella bambina che ha fotografato Capa. Non avevo più niente, solo le mutandine. Ricordo come durante tutto questo cosa che c'era, si arriva dentro di corsa il cappellano del Duomo e ne ha dato la soluzione in articolo mortis. Ormai tutti eravamo già pronti a aspettare la morte.